Come Ziselina io la domenica volta qui in paese, stavo in città, dunque sono stato allevato tra Lubino e Montesoro, ma dando Lubino era un paese, non era mica come oggi. C'era gente, tutto il mondo parlava di paesi, tutto il mondo parlava di cercare lavoro in Bastiglia, dunque eravamo tutti qui, tra tutta Ziselina, a scuola primaria, al collegio, e ci scontravamo da tutti i paesi di Corsica. Era una bellezza, era un paese nuovo che si faceva. Dopo l'affare ha scambiato, io sono diventato sei forestieri, dunque ha scambiato di fatti, ma Lubino tanto era un paesolo di Corsica. Quando eravamo al collegio, tanto c'era sei gente, battiamo assai contenti che parlavano di Castagniccia ci portava un affare in più, portavano la lingua, portavano le canzoni, fare in Bastia non si faceva mica veramente. Bastia si parlava assai francese, si sentivano le canzoni, i diritti di manca, ma non c'era mica un riacquisto come lo c'è oggi. I righetti non ce li mica bene. L'affare hanno scambiato, un mondo è evoluto, è normale, è logico, c'è assai strumenti nuovi, i giochi non campano più gli stessi, non stiamo usando più della stessa maniera, noi giocavamo fuori, lì sono tutti in casa, tanto e so televisore, e so telefono e altri. Dunque, Ricchetto non c'è mica bene, ma gli alberghi avanti c'era di più amicizia, ci frequentavamo assai di più. C'era la lingua si sentiva. Ora si sente appena di più a posto, a televisione, ma avanti si sentiva assai di più in Cheruccio. E prima gli alberghi si straziava di più. E gente che hanno una nostalgia di Tripiere e di altri, sono forse gente che non hanno fatto tanto. Perché avanti quando si andava presso le vacche, presso i vani e l'affare erano strati assai davanti per i nostri viti. Mi pare magnifica perché io ho sempre un positivo, vengo sempre qua di gente e mi pare che la cosa è magnifica. Ce la può tenere così e farla evoluare nel senso che non vogliamo noi. Ma la cosa è magnifica. Figliate se quello si passa nel mondo usano, vedrete che la cosa è magnifica. E quello della lingua. Della lingua che fa tutto, della lingua che fa l'uomo, della lingua che fa il popolo. Non biscottate della lingua perché la lingua è della storia e della pena.